da dire un fine settimana a carattere nazionale per la Toscana, l'ultimo di maggio, visto che dopo la gara di Montalto, il Memorial Tortori, gara a livello nazionale, è la volta poi del 65esimo trofeo Matteotti. Marcialla, come di consueto, la location per questa gara prestigiosa che vanta nel suo albo d'oro come primo vincitore nel 52 un certo Gastone Nencini. Non a caso tra gli starter, anzi tra le starter della manifestazione, proprio la figlia Elisabetta, che chi segue il ciclismo è abituatissimo a riconoscerla proprio nei palcoscenici del ciclismo. Un appuntamento importantissimo per il mondo del ciclismo, visto che siamo anche a ridosso di uno, o se non il più importante appuntamento per quanto riguarda la categoria dilettantistica, il Giro d'Italia Under 23, una gara TAP che è di sicuro un biglietto da visita importantissimo per il mondo del professionismo, al quale per accedere bisogna avere determinate credenziali, perché comunque ci vogliono dei punti, c'è una determinata classifica per poter accedere, e questo proprio del Trofeo Marcialla è proprio uno degli ultimi appuntamenti poco prima del Giro d'Italia Under 23. La gara odierna è comunque aperta anche agli elite oltre che agli under, e stiamo vedendo appunto le operazioni preliminari di firma per le varie società. Abbiamo visto in qualche immagine fa anche la stessa Elisabetta Nencini, che sarà tra le starter della manifestazione, e quindi andiamo intanto a ricordare il parterre che va a costituire il 65esimo trofeo Matteotti. Ha aperto le iscrizioni la società vincitrice dell'ultima edizione, la Viris Vigevano. Ricordiamo, lo scorso anno fu Luca Raggio a vincere, attualmente professionista con la Willier, poi la Arancucine, la ciclistica Malmantine, la BS Carrera Gavardo, la squadra vincitrice proprio 24 ore prima con Picco a Montalto, diretta da Milesi, poi la Big Hunter, la Dimension Data, la formazione ovviamente Continental, poi la Forte Braccio da Montone, la Futura Team Rosini, l'Europa Ovini, la Gragnano, la Maltinti Lampadari, la Mastro Marco Sensi, la Named Sport Rocket, l'Overall Treccolli, la Petroli Firenze, la Polisportiva Tripetettro, la San Gemini, la Sestese Etruria, la Team Cervelo, il Team Colpac, la Gazprom, la Palafenice, la Pistoiese, l'Unione Ciclistica Monaco, la Porto Sant'Elpidio e la Zappi Racing Team. E stiamo vedendo anche dall'alto le immagini del borgo di Marcialla, che in questa domenica è il fulcro del ciclismo dilettantistico nazionale, non solo, perché come abbiamo sentito anche dal veloce elenco delle società al via, è sicuramente a livello di partecipazione una partecipazione importante sia nel numero che nella qualità. 162 coloro che hanno preso il via, e visto che siamo appunto alle operazioni preliminari, andiamo magari intanto a ricordare il percorso, i 150 km che gli atleti dovranno percorrere mentre seguiamo appunto le fasi della partenza. Quindi la partenza da Marcialla, Tavernelle, San Donato in Poggio, Tavernelle, e il primo passaggio da Marcialla proprio dopo neanche 20 km, quindi Lucardo, Fornacette, Baccaiano, Montagnana, San Quirico, San Pancrazio, Romita, Tavernelle, e il secondo passaggio da Marcialla dopo 60 km, quindi Sciano, Santa Cristina, Bagnano, San Donnino, Petrognano, Barberino Valdessa, Tavernelle, Val di Pesa e Marcialla, e quindi l'ultima tornata attraverso Fiano, Certaldo, Poggi Bonzi, Barberino Valdelsa con il Gran Premio della Montagna, Tavernelle, Val di Pesa, Ponte Nuovo, Sambuca, Val di Pesa, Canaglia, Tavernelle, e quindi dopo 150 km appunto l'arrivo a Marcialla, dove ovviamente, come consuetudine, come siamo abituati, sarà sicuramente un atleta di primo piano a tagliare il traguardo a braccia alzate. Queste immagini dall'elicottero ci permettono sia di vedere il gruppo in una ottica che magari siamo un pochino meno abituati a vedere, ma anche e soprattutto a poter notare lo splendido scenario invidiato probabilmente da tutto il mondo che attraversiamo con questa gara. Prime fasi ovviamente un pochino più interlocutorie, e quindi andiamo a ricordare chi è stato importante, come per esempio chi ci ha lasciato
nel corso del tempo, come Gino Fusi, Dario Boschi, Gaspero Bagnoli, Reno Simoncini, Renzo Cecchi e Renzo Bandinelli, che sono stati consiglieri della società organizzatrice, che hanno dato il loro contributo e purtroppo negli anni sono venuti a mancare. Ricordiamo poi che il 65esimo trofeo Matteotti è valevole come trofeo dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino Barberino Valdelsa Tavarnelle Val di Pesa e come 43esimo trofeo Olearia Valpesana Monteriggioni. L'organizzazione dell'AIX Firenze e ovviamente importante il contributo del Comitato Sportivi di Marcialla. Un ringraziamento poi appunto all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, all'Olearia Valpesana e alla Tosco Marmi Barberino Valdelsa. Siamo con la nostra immagine da fermo al 53esimo chilometro di gara, siamo ormai in vista del secondo passaggio, se così vogliamo dire, dalla zona arrivo, visto che il secondo passaggio è all'incirca al 60esimo chilometro di gara. Abbiamo visto che c'è una fuga in atto, ma quello che possiamo sicuramente sottolineare e notare è che c'è un gruppo ancora piuttosto numeroso. Fase veloce questa di gara perché la strada è ovviamente in discesa, però appunto dicevamo che vediamo che il gruppo è ancora piuttosto numeroso. Andiamo però a vedere chi sono i 6 atleti al comando che stiamo facendo sfilare di fronte alla nostra telecamera. Col dorsale 42 per la frontebraccio è Tomesani, poi con il 99 Natali della Petroli Firenze, con il 141 Ippolito della Pala Fenice, con l'89 Sanò della Overall e poi ancora col 73 per la Maltinte abbiamo Murgano e con il 61 per la Gragnano e Bellini. Eccolo qua in seconda, eccolo qua appunto della Gragnano Bellini che vediamo inquadrato con la sua rotta proprio Murgano che abbiamo ricordato poco fa. Questi i 6 atleti al comando. Nell'immagine precedente, quella che avevamo registrato da fermo grazie alla possibilità di avere più di una telecamera, dicevamo, avevamo visto che il gruppo era sempre piuttosto numeroso ma non sembrava poi così lontano da 6 atleti al comando. Adesso cerchiamo anche di quantificare il vantaggio di questo sestetto con Murgano che si volta per cercare di capire com'è la situazione alle spalle, mentre Natali sta facendo il suo turno sulla testa della corsa. Quindi diciamo il vantaggio non sembrava così esteso, così grande, però cerchiamo comunque di capire il margine di questi 6 battistrada che adesso stanno affrontando questo tratto di discesa per capire appunto a quanto ammonti il loro vantaggio. Siamo nell'arco dei 50 secondi più o meno, ci informa Radio Corso, una cinquantina di secondi di vantaggio per questi 6 battistrada nei confronti del gruppo. E ormai appunto siamo proprio all'ingresso di Marcialla per il secondo passaggio. Avevamo detto quando abbiamo ricordato il percorso che dovranno affrontare i ragazzi che il primo passaggio era dopo neanche 20 km, qualcosa prima. Il secondo, quello sicuramente un pochino più importante, come dire un pochino più decisivo, un pochino più selettivo, era quello dopo 60 km ed è quello che stiamo proprio accompagnando in questo istante con le nostre telecamere. È Sanò che sta facendo l'andatura dell'overall con Morgano alla sua ruota. Siamo ormai praticamente in quello che possiamo considerare il rettilineo che porta all'arrivo, un rettilineo un pochino tortuoso e sicuramente impegnativo, il finale del trofeo Matteotti, e quindi dà anche la possibilità agli atleti di visionare, se mai ce ne fosse bisogno, la parte conclusiva. Si stringe la strada perché entriamo proprio nel centro storico di Marcialla e vediamo anche lo striscione di arrivo proprio in lontananza, ed eccolo che avviene il passaggio dalla zona arrivo e noi ne approfitteremo anche per fare un nuovo rilevamento tempi per quanto riguarda il vantaggio dei 6 atleti che lasciamo andare e aspettiamo il gruppo. Ed eccolo qua il gruppo che arriva al luogo del rilevamento tempi, 53 secondi, quindi più o meno invariato il ritardo del gruppo dai 6 atleti al comando, gruppo che comunque anche in questo caso vediamo è sempre piuttosto numeroso. Sicuramente anche la salita che porta a Marcialla rimarrà nelle gambe degli atleti che sicuramente sono più che volenterosi di ben figurare in questo appuntamento molto importante. Ricordiamo, siamo ormai a ridosso del Giro d'Italia Under 23. Non tutti gli atleti che sono qui ovviamente parteciperanno,
però sicuramente alcuni stanno rifinendo la condizione proprio in vista di questo importante appuntamento dei primi di giugno. 83esimo chilometro di gara, Barberino Valdelsa, ed è leggermente cambiata la situazione perché si sono un po' rimescolate le carte sulla testa della corsa, perché al comando abbiamo, lo riconosciamo proprio in fondo al drappello, col dorsale 141 sempre Ippolito della Palafinici. Abbiamo col dorsale 25, col dorsale 25 Amici della BS Gavardo, così come il dorsale 24 che sta facendo l'andatura adesso è Ravanelli della stessa formazione. C'è sempre Murgano della Maltinti, lo vediamo proprio qui inquadrato, e poi sono rimasti anzi sia Bellini col dorsale 61 della Gragnano che Natali il 99, eccolo qua Bellini della Gragnano, e proprio alla sua ruota abbiamo visto anche Natali della Petroli Firenze. Quindi il portacolori della Gragnano che adesso si porta decisamente al comando, cerca di forzare un po' i tempi, di forzare un po' l'andatura. Intanto un ringraziamento alla fattoria Pogni di Marcialla, minimo comunque il margine per Bellini, che va a prendersi il Gran Premio della Montagna, quello offerto dall'amministrazione comunale di Barberino Valdelsa, e questo spiegato è il motivo per cui è andato a far questo scatto. Ricordiamo poi che c'è un altro Gran Premio della Montagna, quello sul finale di Bivio Canaglia, il Memorial Nencini, offerto al comitato organizzatore, così come importanti i traguardi volanti, quello Planet Security, offerto dalla ditta Planet Security proprio di Tavarnelle Val di Pesa. Sono tutti piccoli accorgimenti, questi traguardi intermedi, che mettono gli organizzatori per vivacizzare un po' la gara e per dare un po' di lustro magari a chi dà una mano importante alla realizzazione di una gara di questo tipo. 1 minuto intanto il vantaggio dei 6 atleti al comando nei confronti del gruppo che adesso ha un'andatura decisamente più alta, perché vediamo che è sicuramente in più lunga fila indiana, e adesso cominciano anche un po' i giochi per andare a lavorare sulla testa del gruppo per chi magari non ha nessuno sulla testa della corsa. Infatti riconosciamo maglie della Big Hunter, della Malmantile, della Viris, della Named, della Gazprom e via via comunque anche tutte le altre. Lasciamo sfilare il gruppo, che comunque continua ad essere sempre piuttosto numeroso, e grazie anche alle immagini dell'elicottero noi ci riportiamo sulla testa della corsa, dove però vediamo che sono rimasti in 5 gli atleti al comando. Erano 6 coloro che componevano la testa della corsa, magari adesso ci avviciniamo con la telecamera proprio sulla strada per capire chi è colui che ha perso contatto da questo drappello. Infatti chiaramente che sono in 5 gli atleti al comando, chiaramente più o meno. Se riuscissimo a vedere meglio i 5 atleti al comando, allora sicuramente c'è la maglia della Palafinici, quindi c'è sicuramente Ippolito, come ci sono i 2 della Gavardo, quindi ci sono sia Amici che Ravanelli. Ci sembra di scorgere anche la maglia della Petroli, quindi quella di Natali, e quindi cerchiamo di capire chi non fa più parte tra Murgano e Bellini, ma riconosciamo la maglia gialla di Bellini, quindi è il portacolori della Maltinti che non fa più parte della testa della corsa, quindi è Murgano che probabilmente ha esaurito la sua riserva di energie oppure no, e quindi sono rimasti in 5 gli atleti al comando. Ed eccoli qua il passaggio dalla zona arrivo, quando siamo circa al 90° chilometro di gara. Eccoli qua i 5 atleti al comando con Ravanelli della BS Gavardo a fare l'andatura. Hanno comunque il cambio ruote alle spalle, quindi questo vuol dire che hanno un margine piuttosto rassicurante. Ed ecco che arriva l'Avanguardia Gruppo, che è segnalata a 1 minuto e 15 secondi di ritardo. Il gruppo anticipato proprio da 2 colpi di pedale, da un portacolori della Named, da Alvarez, se noi andiamo errati. Gruppo che, se affaticato o no, però 1 minuto e 15 il ritardo dell'Avanguardia Gruppo dai 5 atleti al comando. La nostra telecamera fissa
dall'arrivo ci fa vedere questa situazione. Siamo ai piedi della salita di Barberino Valdelsa. È andato ulteriormente a ridursi il drappello di coloro che sono al comando, perché sono rimasti in 4. È rimasto Bellini della Gragnano, lo vediamo in ultima posizione, è rimasto Natali della Petroli Firenze davanti a lui, e sono rimasti i 2 atleti della BS, Amici e Ravanelli. Quindi ha perso contatto anche Ippolito della Palafenice dagli atleti al comando. Adesso è Amici della BS Gavardo, formazione che ricordavamo appunto 24 ore prima ha vinto la gara di Montalto con Piccot, quindi sicuramente ottimo il periodo di forma per questa formazione, però al momento sia Natali che Bellini si dimostrano molto grintosi sulle loro ruote. Alle spalle l'Avanguardia Gruppo è segnalata sempre a 1 minuto di ritardo. Quindi più o meno sembra che almeno in questa fase il gruppo stia tenendo sotto controllo questa azione, oppure non riescono veramente a guadagnare nei confronti del gruppo. Anche gli atleti della Gazprom si stanno portando davanti al gruppo per cercare di recuperare il distacco, così come quelli della Viris, ma anche quelli della Pala Fenice. Noi ovviamente abbiamo alcuni ringraziamenti da fare a nome ovviamente dell'organizzazione, come Serramenti in Legno dei fratelli Canocchi di Fiano, la Banca di Cambiano, l'Ingrosso Carni Bovine e Suine e Rigacci di Marciala e il Consorzio del Vino del Chianti Classico, così come un ringraziamento ovviamente all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, Barberino Valdelsa, Tavernelle Val di Pesa e l'Olearia Valpesana di Monteriggioni, così come la Tosco Marmi Barberino Valdelsa. Ci siamo riportati sulla testa della corsa, dove è sempre Amici, Alberto Amici della BS Carrera Gavardo a fare l'andatura con alla sua ruota il suo compagno di squadra Ravanelli. Poi è la volta di Natali, che è rimasto alla sua ruota, e abbiamo perso il portacolori della Gragnano Bellini. Un po' una fuga eliminazione questa che abbiamo sulla testa. Ci stiamo avvicinando al Gran Premio della montagna e si comincia in un certo senso a far sul serio. Via via si sono persi alcuni atleti dalla testa della corsa. Sicuramente in grande condizione sembrano essere i 2 atleti della Gavardo, e giustamente Natali si mantiene in terza ruota, essendo un po' stretto nella morsa della BS Gavardo, e quindi lascia il peso della fuga sulle spalle di giustamente Amici, come in questo caso, che sta facendo l'andatura, e Ravanelli che si mantiene in seconda posizione. Ci stiamo, come detto, avvicinando al Gran Premio della montagna. Non cambiano le posizioni sulla testa della corsa: Amici, Ravanelli e Natali, il terzetto, con i 2 della Gavardo che adesso vanno anche ad alzarsi sui pedali, mentre preferisce rimanere seduto al portacolori della Petroli Firenze Opla, e quindi sembra avere leggera difficoltà anche Natali, che adesso riceve il supporto della sua ammiraglia, magari quello spunto che potrebbe servirgli per metterci quella grinta in più, ma sembra veramente stremato, anche perché ricordiamo che Natali, rispetto anche ai 2 della BS, ad Amici e Ravanelli, è in fuga da più tempo, perché la fuga al 50° chilometro Natali era già presente, e quindi c'è da considerare anche questo. Comunque Amici si è aggiudicato il Gran Premio della montagna davanti a Ravanelli, e terzo ovviamente Natali. All'altezza del Gran Premio della montagna l'Avanguardia Gruppo transita a 1 minuto e 50 secondi di ritardo. Adesso riconosciamo in prima posizione Simone Cerio della Sestese Etruria Amore Vita, che ha preso un lieve margine di vantaggio nei confronti dell'Avanguardia Gruppo che è decisamente assottigliato nel numero ed è anche in lunga fila indiana, ed è ancora una volta Alvarez Penagos della Namer Sport Rocket che prova a prendere in mano la situazione, con anche gli atleti della Viris Vigevan insieme a quelli della San Gemini, che stanno provando a organizzarsi per, come dire, per cercare di andare a recuperare chi si trova sulla testa della corsa. Ricordiamo, abbiamo lasciato 3 atleti sulla testa della corsa.
Un ringraziamento poi all'Arte di San Gimignano, Cornici Abitare, la Silte alle Cucine Boutique del Mobile Appoggi Bonzi, la Planet Security di Maurizio Cordovani, il ristorante Pizzeria e Boceri di Daniele Righi e Francesco Secci, Lavori Edili, Mercatale Val di Pesa. Noi però torniamo in cronaca e ci siamo riportati sulla testa della corsa e non smettono di esserci le difficoltà, perché quando siamo al 138esimo chilometro di gara siamo ancora in salita verso Sambuca Val di Pesa. Non cambia la situazione sulla testa, sono sempre i due atleti della BS Gavardo, amici Ravanelli, insieme al Natali della Petroli Firenze, che in qualche immagine fa abbiamo visto, nonostante tutto, fare anche il suo turno sulla testa della corsa, segno che Natali non vuole sottrarsi ai suoi doveri, ai suoi obblighi di essere in fuga, e quindi nonostante possa addurre come scusa di essere comunque in minoranza numerica rispetto ai due della Gavardo, dà comunque il suo contributo, e quindi questo è sicuramente un plauso da fare all'atleta della Petroli Firenze. Ricordiamo appunto siamo al 138esimo chilometro di gara, quindi ci stiamo avviando verso le fasi conclusive di questo 65esimo trofeo Matteotti, trofeo Unione Comunale del Chianti Fiorentino, Maverino Valdessa, Tavernelle Val di Pesa, e valevole anche come 43esimo trofeo Olearia Valpaesana Monteriggioni, con l'organizzazione, lo ricordiamo ancora una volta, la ottima organizzazione dell'AIX Firenze e del Comitato Sportivi di Marcialla. Ricordiamo che la gara è valevole anche come facente parte della challenge del Cappello d'Oro, e poi da ricordare ovviamente l'AIX con il presidente del comitato provinciale Caro Alberto Calamandrei, e anche tutti coloro che fanno parte del comitato sportivi di Marcialla, che sicuramente non andiamo a ricordare perché altrimenti rischiamo di dimenticarci qualcuno, ma sicuramente è una sinergia questa del trofeo Matteotti che crea questo spettacolo che ogni anno, seppur tra mille difficoltà, seppur tra mille incertezze, ogni anno regala sicuramente importanti soddisfazioni sia al comprensorio ma anche a tutti gli sportivi che non mancano di assiepare il viale d'arrivo per gustare questo finale. Un ringraziamento anche alla CG Serramenti, alla banca di Cambiano, e poi a tutti comunque coloro che ad ogni titolo, modo e grado hanno dato modo di dare una mano proprio a questa gara. Non per ultime anche le ragazze, le miss, che si sono prestate a prestare per l'appunto la loro immagine per le foto, per tutte le fasi importanti di rappresentanza, se così vogliamo dire, della gara. Continuiamo a essere in salita perché tra poco ci avvicineremo al bivio Canaglia, che è uno degli elementi importanti per quanto riguarda come dire, il trofeo Matteotti, e noi grazie anche all'elicottero siamo in grado di vedere il gruppo che sicuramente è ridotto nel numero rispetto alle immagini che ovviamente vedevamo in precedenza, gruppo però che non sembra in grado di come dire, organizzarsi. Sicuramente avere due atleti della stessa formazione sulla testa è importante per la fuga, perché non può che non mancare l'accordo, e come abbiamo visto anche dalle immagini precedenti, Natali, nonostante sia in inferiorità numerica, non si sottrae ai suoi obblighi, non si tira indietro, e quindi è sicuramente una fuga che ha una bella amalgama, che va avanti di comune accordo. Il gruppo però alle spalle, nonostante comunque il numero sia ancora piuttosto importante, sembra non riuscire a trovare un accordo, sembra che non ci sia come un'unione di intenti, e quindi noi ci riportiamo nuovamente sulla testa della corsa, dove continuiamo a salire verso il bivio Canaglia. Adesso amici a fare l'andatura su Ravanelli e su Natali, sono abbastanza cristallizzate in questa fase le posizioni per quanto riguarda la testa della corsa, con Natali che a tratti sembra avere dei momenti di defiance più che altro comprensibili, poi però si recupera e comunque con le unghie e con i denti rimane attaccato al trenino buono, che sembra quello decisivo per
questo trofeo Matteotti. Arriva anche giustamente la Miraglia della Gavardo a dar, come dire, supporto e sostegno ai propri atleti, anche per dare un ragguaglio per quanto riguarda i tempi dei tre nei confronti della testa della corsa. Ricordavamo che all'ultimo rilevamento tempi era di 1 minuto e 50 il vantaggio dei tre nei confronti del gruppo. Adesso il gruppo ha recuperato qualcosa sui tre atleti al comando, però comunque continuano ad avere un margine abbastanza rassicurante. Non a caso ci sono le proprie ammiraglie, c'è il cambio ruote, e quindi questo si sa che vuol dire che è sempre un buon punto di riferimento per chi sta sulla testa della corsa, perché sa che comunque ha un margine. Sicuramente Amici sta facendo un lavoro encomiabile sulla testa, e adesso riceve manforte da il suo compagno di casacca Ravanelli, che adesso, eccolo qua, si è portato a fare l'andatura, con Natali che si mantiene in terza posizione. A colpo d'occhio, senza voler fare chissà quali previsioni, Natali sembra quello un pochino più stanco, però ricordavamo anche poco fa che è anche tra questi tre atleti a comando quello che è da più tempo fuori, e quindi è anche comprensibile. Però ci potremo tranquillamente sbagliare, perché comunque ci sta che sia anche, come dire, una mimica facciale dello stesso Natali per quanto riguarda appunto la sua condotta di gara. E quindi stiamo sempre sui tre atleti al comando, cerchiamo di capire, eccolo qua appunto, com'è la situazione alle spalle per quanto riguarda la testa della corsa. Vediamo che sembra che in qualche modo il gruppo provi ad organizzarsi, vari drappelli, vari corridori in solitaria provano ad avvantaggiarsi. Ovviamente la distanza dall'elicottero, considerando anche la mia personale situazione visiva, è impossibile riconoscere chi possano essere coloro che si stanno provando a muovere dal gruppo, però abbiamo visto che il gruppo in qualche modo prova a organizzarsi, anche se è riconosciuta come cosa quando ci si muove in più drappelli, quando se ne muove uno, poi altri due, poi altri tre, poi il gruppo rientra. Questo si sa che va a tutto vantaggio di chi si trova al comando. E sulla testa infatti ci siamo riportati, non cambiano le posizioni, sempre i due della BS Gavardo Carrera sulla testa della corsa. Adesso è Ravanelli a fare l'andatura con Amici alla sua ruota e Natali della Petroli Firenze Opla in terza ruota. Diciamo non cambiano le posizioni, e siamo ormai al termine del tratto di salita, quello che porta a Bivio Canaglia, dove il primo a transitare è stato proprio Ravanelli su Amici e su Natali, e la situazione del gruppo la vediamo decisamente allungata, frastagliata, selezionata nelle posizioni delle retrovie. Adesso ci stiamo avviando comunque verso la conclusione, quindi è anche comprensibile che possa essere questa la soluzione. 1 minuto e 15 secondi, quindi ha recuperato qualcosa il gruppo nei confronti del terzetto al comando, dove non cambiano le posizioni. Adesso mancano circa 10 km alla conclusione, qualcosa meno, perché il Bivio Canaglia era al 141esimo chilometro, mentre la conclusione sono 150, quindi siamo a meno di 10 km, se non andiamo errati, dalla conclusione. Quindi ovviamente ricordiamo che è importante il contributo dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, Barberino Valdese e Tavarnelle, l'Olearea Valpesana di Fusi Monteriggioni, la Tosco Marmi Barberino Valdessa, così come l'Ingrosso delle Carni Bovine e Suine Rigacci, il Consorzio del Vino del Chianti Classico, i serramenti in legno dei fratelli Canocchi a Fiano Certaldo e la Banca di Cambiano. Continua a essere invariata in un certo senso la situazione, perché vediamo appunto che i tre continuano ad andare tutto sommato di comune accordo sulla testa della corsa, con, immaginiamo, Natali che sta provando in qualche modo a studiare qualcosa per uscire dalla morsa dei due della BS Gavardo, e sul gruppo alle spalle sì c'è qualche movimento, però vediamo che questa situazione del gruppo che si allunga, poi si riappalla, va a rioccupare la strada e poi si riallunga, è proprio quella situazione che dicevamo poco fa di un gruppo che sembra non trovare
l'accordo. Abbiamo ricordato lo scorso anno la vittoria di Luca Raggio a Marcialla, nel 2016 a vincere fu Bernardinetti, che allora difendeva i colori della Malmantile, nel 2015 ci fu la doppietta della Futura Team con Celano e Ficara, nel 2014 vinse Tonelli e nel 2013 vinse Leonardi della ZAF. Questo tanto per dare un po' il riassunto veloce dell'Albodoro, del trofeo Matteotti, giunto quest'anno appunto alla 65esima edizione, valevole anche come 43esimo trofeo Olearia Valpesana, e importante ovviamente il contributo e il patrocinio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino. Non cambiano le posizioni sulla testa della corsa, sempre i due della BS Carrera Gavardo e con Natali che in qualche modo sembra rimanere attaccato a questa coppia. Vediamo anche che muove abbastanza le spalle Natali, segno in genere di una fatica che comincia a farsi un pochino importante. Tavernelle Valdipesa per la testa della corsa, vediamo che c'è sempre l'assistenza meccanica dietro e quindi questo vuol dire che il vantaggio continua a essere rassicurante per gli atleti che si trovano al comando. Infatti siamo comunque sempre sul minuto, il vantaggio per il terzetto nei confronti dell'avanguardia gruppo, e quindi adesso si comincerà anche a fare un po' di tattica con Ravanelli che chiede il cambio sulla testa della corsa e lo riceve prontamente da Amici, dal suo compagno di squadra, e con Natali che comunque comprensibilmente in questo tratto si mantiene in terza ruota. Ovviamente adesso Natali è in una posizione un po' infelice perché sa che i ragazzi della BS possono avere più frecce al loro arco, possono sfruttare un attacco contando sulla copertura dell'altro, possono preparare una volata, anche se volata a Marcialla è una situazione un pochino complicata, e questo è proprio il gruppo all'altezza di Tavernelle, che è segnalato appunto a 1 minuto di ritardo, con alcuni atleti che provano ad andarsene tutti soli. Sicuramente ci rimane tuttora difficile riconoscere chi potrebbero essere. Vediamo vari movimenti con varie formazioni che si muovono all'inseguimento, ma c'è sempre l'iniziativa di un solitario che smuove le condizioni di tutti gli altri, che vanno a riprendere, e poi magari l'andatura va a calare. Decisamente diminuito il numero di coloro che compongono il gruppo, ma è anche vero che siamo ormai nella fase conclusiva di questo trofeo Matteotti, e quindi solo coloro che sono veramente in condizione e vogliono veramente emergere sono sempre nel vivo della corsa. Prova in un certo senso a mettere il naso davanti Natali della Petroli Firenze, ma ormai veramente ci stiamo avviando alle fasi conclusive, quindi prova magari anche a avanzare Matteo Natali, per cercare anche di capire la situazione, per sondare il terreno, per farsi trovare troppo impreparato. E adesso, avendo Natali davanti a tirare, Amici e Ravanelli possono anche approfittarne per parlare. Prova a sfruttare l'occasione Ravanelli, prova a sfruttare lo spunto Simone Ravanelli, che forse era un attimo diminuita l'andatura, ha provato a rompere gli indugi e va ad allungarsi questo terzetto, va un po' a sgranarsi con Natali in terza posizione e Amici in seconda, ma praticamente va a ricomporsi questo terzetto. Anzi, sembra avere nuova linfa Ravanelli, sembra avere un po' più di forze il portacolori della BS Carrera Gavardo, Simone Ravanelli, che prova ad aumentare l'andatura, prova a rinforzare il suo tentativo e sa che può contare sul suo compagno di squadra, ma sono lì, è questione di una decina di metri per il momento il margine di Simone Ravanelli nei confronti di Amici e di Natali. Però ovviamente, l'abbiamo detto nella gran parte della corsa, avere un compagno di squadra tra gli immediati inseguitori è sicuramente una condizione più favorevole. Alle spalle sembra l'intera formazione della Viris Vigevano, quindi la formazione che vinse lo scorso anno, che si sta impegnando nell'inseguimento e sta recuperando qualcosa del gruppo, ma siamo sempre nell'arco dei 45-50 secondi, quindi ormai sembra un discorso a tre per quanto riguarda il podio del 65esimo trofeo Matteotti, e noi ci siamo giustamente riportati su colui che si trova sulla testa della corsa, Simone Ravanelli, dorsale 24 per il portacolori della BS Carrera Gavardo. Ricordiamo quest'anno la Gavardo ha fatto un salto, perché è una squadra continental da quest'anno, infatti magari qualcuno si sarà accorto di vederlo un po' meno
nel panorama toscano, comunque nelle gare che siamo più abituati a seguire, ma proprio perché hanno seguito questa strada che forse, giudizio personale, è quella corretta per lo sviluppo della carriera dei ragazzi, per un confronto con il ciclismo vero, per crescere, per avere dei corridori di sicuro importanza nel mondo del professionismo, che è poi il mondo che conta. E sembra che, dato questo fine settimana, la politica della BS Carrera Gavardo sia ripagata e comincia ad aumentare il vantaggio di Ravanelli. Prima, con una rapida occhiata con la nostra telecamera alle spalle, vedevamo la sagoma di Amici e di Natali, invece adesso non si vede più, complice lo splendido scenario che è fatto di colline, di curve e controcurve, però Simone Ravanelli è rimasto solitario al comando, mentre dietro la formazione della Viris e anche qualche atleta della Gazprom stanno in qualche modo provando ad organizzarsi all'inseguimento, ma un inseguimento che sarà valevole solo per le posizioni, seppur importanti, ma le posizioni di ripiego per quanto riguarda appunto il trofeo Matteotti. Quindi vediamo che comunque non si perdono d'animo, stanno veramente inseguendo in modo convinto. Forse questa convinzione ci voleva qualche chilometro prima per andare a provare a recuperare chi si trovava al comando, però è facile far le giuste considerazioni con il senno di poi, è sicuramente molto più semplice. Ci siamo riportati adesso sulla testa della corsa su Simone Ravanelli, che sta portando a compimento un tentativo veramente interessante e importante che potrebbe valergli anche la vittoria e l'affermazione in questa prestigiosa gara del trofeo Matteotti. Abbiamo ricordato l'Albo d'Oro recente con nomi veramente importanti, ma basti ricordare quello di Gastone Nencini su tutti, e siamo ormai già alle porte di Marcialla per il portacolori della BS Carrera, che quindi va a completare quello che è un fine settimana da incorniciare per la formazione. Ricordiamo, Ravanelli è un atleta bergamasco che sta per, ormai lo possiamo dire, per godersi appieno questa affermazione. Controlla ancora un paio di volte alla sua sinistra la situazione, si alza sui pedali perché non si sente sicuro, perché nel frattempo comunque Natali alle spalle non sta a guardare, sa che comunque potrebbe raccogliere ancora qualcosa di importante e quindi sta provando in qualche modo a distanziarsi il più possibile Ravanelli dagli immediati inseguitori, ma ormai già gli applausi degli sportivi di Marcialla accolgono Simone Ravanelli, che ormai a 200 metri dalla conclusione può godersi questo viale. È un po' il sogno di ogni corridore poter avere questa condizione, quindi ultimi sforzi per il portacolori della BS Carrera Gavardo, e poi sarà veramente il momento di tagliare il traguardo a braccia alzate. Noi ovviamente abbiamo la nostra telecamera fissa che ci permette di gustarci appieno il finale, ed eccolo qua Simone Ravanelli che tutto solo si può godere questo rettilineo finale, taglia il traguardo a braccia alzate, grande soddisfazione e non può essere diversamente. Intanto alle spalle si è mosso Natali, ha provato a lasciare la compagnia di Amici Matteo Natali, ed eccolo qua che arriva stremato, ma c'è da fare veramente un plauso a Matteo Natali, che arriva in seconda posizione a 29 secondi, l'atleta della Petroli Firenze Uplan Maserati. Terza posizione a completare l'ottimo lavoro di squadra della BS Carrera Alberto Amici, che guadagna il terzo gradino del podio a 30 secondi dal compagno di squadra, che proprio adesso giustamente lo va a ringraziare, perché probabilmente senza il proprio contributo non sarebbe stato in grado di cogliere questa importantissima affermazione. Adesso con l'elicottero ci siamo riportati sul gruppo, perché il gruppo è segnalato a circa 50 secondi di ritardo dalla testa della corsa, e vediamo come si muoveranno per arrivare poi alla fase conclusiva, per arrivare a Marcialla, per definire poi l'ordine di arrivo. Eccolo qua che siamo tornati con le nostre telecamere sul rettilineo finale. Ancora una maglia della Petroli Firenze, quella di Duranti, che va a cogliere la quarta posizione. Quinto Simone Piccolo della Named, sesto Fiorelli della Gragnano, settimo Marengo della Viris, ottavo Salvador della BS, nono Nesi della Mattinti e decimo Colnaghi della San Gemini. Quindi per la BS Carrera Gavardo veramente un'ottima prestazione, con il primo, il terzo e l'ottava posizione. Comunque diversi gli atleti che stanno portando a termine la loro fatica di giornata, quindi sicuramente una bellissima conclusione per il 65esimo trofeo Matteotti. Ricordiamo, aperitivo importante per quella che è poi uno degli appuntamenti
di metà stagione molto importanti quali il Giro d'Italia Under 23. Ovviamente un plauso a tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, a tutti coloro che hanno contribuito in ogni modo, in ogni titolo e grado alla realizzazione della gara. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi lasciamo alle interviste che abbiamo realizzato proprio per voi a Marcialla, salutando anche le bellissime miss che ci hanno accompagnato per l'intera giornata. Allora, oggi ha vinto Simone Ravanelli. Io ho detto avete messo nella tenaglia povero Matteo Natali, perché quando sono due di una squadra con uno di una squadra avversaria succede sempre che qualcuno scatta nel finale. Sì, era programmata a scattare alla fine, diciamo che è stata la giornata perfetta perché avevamo deciso io e il mio compagno Amici di rientrare sulla fuga, ci abbiamo provato, siamo riusciti e poi siamo arrivati all'arrivo, dai. Non poteva andare meglio di così, insomma. Ora è brutto chiedertelo, ma fra tu e Alberto Amici chi è che ha lavorato di più? Ma direi un 50-50, senza sbilanciarmi la verità, 50-50. Dai. Perché scattare avete tirato a sorte o era previsto che provavi tu per il primo? Era previsto che provassi io, sì. Ci siamo messi d'accordo gli ultimi 5 km per chi provare e è andata bene. Poteva andare bene a me o andare bene a lui. Comunque siete stati fuori tutto il giorno praticamente? Sì, siamo partiti ai 70 km, ci siamo fatti 80 km a tirare in due. Avete copiato Froome però? In due? In minima parte, dai, diciamo, rispetto a un campione come Froome, in minima parte. A proposito di campioni, per chi fa il tifo se ce n'è uno di campione? Ma dire Sagan sarebbe troppo facile, però alla fine è lui. E tu che caratteristiche tecniche hai? Ma io sono un passista scalatore. Mi difendo bene sia in pianura che in salita. Quindi... Quarto in Toscana al campionato italiano, a Badiagnano, quindi ti porta bene quest'area? No, la Toscana mi è sempre piaciuta, anche i percorsi sono veramente belli, quindi dai. Prossimo obiettivo? Adesso faremo il De Gasperi con i dilettanti, poi essendo una squadra continental possiamo partecipare anche a gare con i professionisti e parteciperemo a Lugano e successivamente all'Adriatica Ionica, quindi lì punteremo a far bene. Siamo con Matteo Natali che oggi è stato il primo toscano, che però purtroppo non penso sia molto contento a sentirti dire primo toscano, secondo all'arrivo, e io ho detto con quei due ragazzi della squadra bresciana che sei finito nella tenaglia. Purtroppo sì, nel finale loro essendo in superiorità numerica hanno giocato un po' su questo fatto, ho fatto tutto il possibile, però quest'oggi sono andati veramente forti. Ecco, fai una fotografia della tua stagione fino ad ora, come è cominciato, ti senti crescendo? Sì, sicuramente sono in crescendo perché ho avuto un pochino di sfortuna in queste ultime corse perché ad esempio domenica scorsa alle 2 giorni in Marchigiana mi hanno ripreso a 500 metri dall'arrivo, poco tempo fa a San Leonino ero in fuga con Jalel Duranti che ha vinto e a 3 km dall'arrivo ho forato, quindi è un risultato che ci voleva. Come squadra a che livello siete come vittorie quest'anno? Penso che con la vittoria di oggi di Federico siamo a quota 14 vittorie e altrettanti podi. Quindi state andando molto bene. Sì, è una squadra molto forte, siamo molto coesi fra noi e insomma ci fa ben sperare per le prossime gare. Prossime gare, ma professionismo no? Sicuramente l'obiettivo resta sempre quello, ce la metteremo tutta e vedremo. Alberto Amici, io l'ho chiesto prima a Simone Ravanelli perché tutti e due cognomi abbastanza conosciuti, perché Ravanelli era un calciatore, quindi è sua parentela. Tu Amici, c'è Adriana Amici, c'è parentele? No, nessuna parentela. No. Nessuna parentela. No. Ecco, tu di dove sei? Nella provincia di Cremona, di Trigolo. Oggi è andato tutto bene, abbiamo visto siete stati in fuga gli ultimi 80 km, poi avete trovato un compagno di viaggio come Matteo Natali e a quel punto lì eravate sicuri di vincere? Ma diciamo che quando ci siamo trovati in fuga abbiamo visto che comunque eravamo quelli con più gamba. Quando abbiamo preso la salita abbiamo deciso di fare l'azione per scremare un po' il gruppo e quando è rimasto Natali la certezza non c'era di vincere, però una volta che abbiamo iniziato a girare, siamo anche un po' parlati, lui non ne aveva tanta, allora abbiamo deciso di collaborare fino alla fine per arrivare in fondo. Simone Ravanelli ha detto che avete tentato così, senza stare a fare niente a sorte, così come andava. Sì, diciamo che una volta che ci siamo trovati lì mi sono accorto che lui stava meglio di me e quindi era giusto lavorare per lui, diciamo. Ma comunque o lui o io non cambia, l'importante è che vinca la squadra. Quante vittorie avete fatto come squadra quest'anno? La seconda. Tu? Io non ho ancora vinto quest'anno. Ravanelli?
neanche lui, è il primo questo. Ah, ecco, allora bene bene. Poi mi ha detto che ora andate a visitare i professionisti. Adesso abbiamo sabato prossimo una corsa con i dilettanti ancora al De Gasperi e domenica con i professionisti a Lugano, sì, quindi è impegnativa. E poi fine mese ci sarà la corsa tappe, l'Adriatica Ionica con i professionisti e vediamo di metterci in mostra per vedere un po', di meritarci il passaggio al professionismo. Ti do io un obiettivo. Ecco, tu che tipo di corridore sei tecnicamente? Scalatore. Scalatore. L'obiettivo ti posso dare? Vincere una corsa come fine anno? Speriamo, l'obiettivo... Un e basta? Ma diciamo che non preferisco magari vincere di meno, però riuscire a passare professionista, quello è il mio obiettivo e vediamo un po' come va. Hai un idolo? Ma avevo Contador, per adesso no, nessuno. Siamo con Sergio Forconi, un volto noto per coloro che seguono il cinema, basta citare un titolo, Il Ciclone. Ma che ci fa lei qui a Marcialla oggi a guardare una gara ciclistica? No, io sono un grandissimo appassionato di ciclismo. Allora mi dica per chi tifava o per chi tifa? Oggi tifavo, diciamo, per quello che è arrivato secondo, perché fa parte della squadra che il direttore sportivo è un carissimo amico. E quindi infatti della squadra di Gigli, e mi ha detto mio, tu vedrai, gli arriverà secondo, perché gli altri due non lo so come mai, gli ha detto infatti gli arrivava secondo. E poi mi diceva che qui lei è legata anche a Marcialla come umanamente. Perché ho dei parenti, c'ha dei parenti mia moglie, qui oltre 50 anni fa ho conosciuto mia moglie e quindi io ritornerei a Marcialla per riconoscere un'altra volta la mia moglie. Non lo rimpiange, no? No, non la rimpiango, perché si dice ho conosciuto la mia moglie, l'ho conosciuta, io ritornerei a 50 anni per vedere se la riconosco meglio. In ogni modo sono molto contento della mia moglie. Bene, grazie. Sto scherzando. Siamo con Giacomo Trentanuovi, il primo cittadino di Barberino Valdelsa, che con Tavernelle Val di Pesa, poi parleremo col sindaco, si può dire fanno una joint venture per questa gara. Sì, è una gara molto importante per noi, per il nostro territorio, e la sponsorizziamo molto volentieri. Ormai sono più di 30 anni che questa gara è sul nostro territorio, nella frazione di Marcialla, Barberino Valdelsa, e è una soddisfazione venire ogni anno qua. Tutto questo merito degli sportivi di Marcialla, in particolare dei volontari coordinati da Armando Nesi, che lavorano oggi, è il lavoro visibile, ma lavorano veramente per tutto l'anno. Comunque il contributo fattivo da parte dell'amministrazione comunale c'è e ci sembra importante e anche da continuare per il futuro, perché mette in mostra e dà lustro al nostro territorio e porta anche persone da tutta Italia in questa zona. Siamo con Davide Baroncelli, primo cittadino di Tavernelle Val di Pesa. Abbiamo prima parlato con il sindaco di Barberino Valdelsa e ho detto che siete un po' uniti in questo supporto alla gara. Sì, siamo uniti anche perché stiamo lavorando per fare una fusione e fare un'unione comune tra Tavernelle e Barberino, e quindi questo tra l'altro sarà l'anno importante, perché faremo anche un referendum quest'anno proprio per celebrare questa cosa. Siamo uniti nello sport, lo siamo sempre stati, questa manifestazione è una manifestazione di grandissima importanza per i nostri territori e abbiamo davvero tanta soddisfazione che viene tutti gli anni premiata da un'ottima organizzazione e da partecipazione di atleti veramente di grande livello. Poi posso aggiungere che il territorio, il terreno dove si svolge questa bellissima gara è adattissimo al ciclismo. È un territorio bellissimo, ne siamo coscienti, adatto al ciclismo perché riserva grandi percorsi, un paesaggio straordinario e dal punto di vista della promozione sicuramente eccezionale. Ospite d'onore oggi qui a Marcialla, naturalmente, perché si può dire un abitué, è Giacomo Bacci, presidente del comitato del ciclismo della Toscana. Allora Giacomo, un giudizio su questa gara molto bella che da internazionale purtroppo, ma non per colpa certo organizzatore, è diventata nazionale, ma è sempre una bellissima competizione. Ma io credo che lo abbia dimostrato la presenza di atleti, la presenza di società, la presenza di pubblico, e credo che ancora una volta sia stato risposto nella maniera opportuna. Certo, 65 anni sono un traguardo importante, non è che si inventano dall'oggi al domani, quindi vuol dire che c'è un'organizzazione importante, un'organizzazione seria, un'organizzazione che in qualche modo ancora una volta risponde alle esigenze di una regione come la Toscana. Ecco, si può dire che questa gara, il Trofeo Matteotti, è uno dei fiori all'occhiello per il comitato
comitato toscano? Ma direi di sì, insieme ad altre sicuramente una gara nazionale importante, una gara nazionale che sicuramente ci qualifica, e quindi credo che questo sia il grande lavoro dei nostri dirigenti e organizzatori, che in qualche modo ci inorgogliscono di poterli rappresentare. Il risultato di oggi, un ragazzo bergamasco che già si era fatto ora in Toscana, secondo un ragazzo che conosciamo molto bene, l'empolese Matteo Natali. Ma io credo che questo sia stato un bellissimo podio. Certamente di fronte a due atleti il nostro atleta è rimasto un po' nell'ombra, ma io credo che il secondo posto sia veramente qualificante e stimolante per lui per poter proseguire. Siamo con Giuliano Passignani dell'ICS Firenze, poi è contornato al presidente Calamandrei, appunto sempre di questa associazione che ha legato, si direi indissolubilmente, il nome a questa bellissima gara dedicata a Giacomo Matteotti. E difatti questa è una gara importante, perché se si pensa che la prima è stata organizzata nel 1952 a Firenze, la vinse Gastone Nencini, poi negli anni 60 l'ha presa in mano l'ICS, perché Giacomo Matteotti era un socialista, l'AIS è un ente di promozione e stazione socialista, quindi abbiamo creduto, è un dovere portare avanti questa iniziativa sportiva indipendentemente dal fatto politico. È la 31esima edizione che facciamo qui a Marcialla, dall'88, la prima la vinse Chiurato, mi ricordo sempre. E da allora qui a Marcialla abbiamo trovato il terreno ideale sia sotto l'aspetto organizzativo che l'aspetto anche turistico, ma più che altro l'aspetto sportivo dei ciclisti, perché qui non c'è un pezzo di pianura, sono sali e scendi, e chi vince qui spesso e volentieri è un campione e fa carriera anche andando avanti nel ciclismo. La corsa è bellissima, non si discute, percorso altrettanto bello, però io non dico quando sono qui, ma quando vedo altre gare mi viene in mente un detto latino che riguarda la parte economica: mala tempora currunt. La parte economica sarebbe l'unico tasto dolente della situazione. Da circa 25-26 anni, da quando è crollata la cosiddetta Prima Repubblica, sono finiti gli sponsor economici. Adesso ci sono degli sponsor ancora, magari ti danno i loro prodotti e tutto, ma per organizzare una corsa così, non voglio dire la cifra, ma sotto quella cifra non si può pensare nemmeno di cominciare a organizzarla, perché qui si deve pagare i corridori, si deve pagare l'organizzazione, si deve pagare i radiocorse, si deve pagare i motociclisti al seguito della... Qui c'è da pagare tutto quanto. Poi Marcialla quanti abitanti fa? Non lo so, ma pochi, è un paesino del Chianti, simpatico, bello, il Chianti è tutto bello, ma non è questione di abitanti, è questione proprio che è sempre più dura. Se ne parlava proprio con Carlo Calamandrei, che ogni anno potrebbe essere l'ultimo, perché oggi organizzare una corsa ciclistica, io voglio dirvi una cifra, sotto 30.000 euro questa corsa non se ne parla neppure. Quindi tempi difficili, speriamo che ci possa essere un miglioramento della situazione. Ecco, l'ultima parola che si sente di dire ai collaboratori del comitato di Marcialla, agli sportivi e a tutti coloro che hanno partecipato alla vostra gara, direttori sportivi e corridori. Il comitato di Marcialla è eccezionale, lo dimostra il fatto che l'AIS 31 anni e organizza qui in Matteotti, quindi questo sta a dimostrare che qui abbiamo trovato proprio l'ottimo per quello che può essere l'organizzazione di una corsa. Si danno da fare, tutto il paese si dà da fare, cominciando dalla presentazione fatta qui e fatta in regione, che l'abbiamo fatta mercoledì, e più che altro basta vedere oggi, non è successo nulla, un percorso come questo attraversando strade strette, paesi, è andato tutto liscio. L'organizzazione è questa, quando non succede nulla è segno che è tutto perfetto. Armando Nesi del comitato organizzatore qui degli sportivi di Marcialla, dicevo un piccolo paese ma una grandissima gara. Sì, direi davvero un piccolo paese, però si riesce a fare qualcosa secondo me di meraviglioso. Non so come si fa, ma ci riusciamo. Un miracolo, allora riuscite a ripeterlo ogni anno? Sì, è un miracolo che lo facciamo grazie ai miei collaboratori e grazie a tante gente e ditte che ci danno la mano. E intanto la collaborazione dell'ICS Firenze, poi abbiamo l'Olera Valpesana, l'Unione dei Comuni, abbiamo Trascomarmi, abbiamo Canocchi, Rifiano, Infissi, tante Publiacqua quest'anno, il Consorzio del Gallo Nero, tutti ci hanno dato una mano, e poi ci sono anche gli sportivi, gli amici che mi danno una grossa mano. Quindi per il prossimo anno impegno rinnovato con tanto entusiasmo. Poi ci sarà anche, hanno annunciato i due primi cittadini, la fusione fra i comuni di Barberino e di Tavarnelle. Sì, può darsi il prossimo anno ci sia delle novità. Noi speriamo che la salute ci mantenga e continuiamo. Volevo ringraziare anche il Comitato Feste qui di Marcialla, perché
c'è formato un comitato feste che si riesce anche lì a fare qualcosa che ci dà una mano per organizzare questa bella gara.